Siamo con Gabriele Zanchin, autore del libro Così per Sport. Allora le chiedo una presentazione di questo libro. Ma questo è un libro che è un po' il sunto di 40 anni di attività, nel senso che in tutti questi anni, oltre a scrivere di cronaca locale, mi sono sempre dilettato a scrivere dei racconti di vita vissuta, degli episodi, oltre che poesie, sempre in tema sportivo. Ma si tratta di racconti molto leggeri, fatti non scoop o cose del genere, ma racconti anche goliardici e molto curiosi. Poi c'è una carrellata di personaggi che ho avuto modo di conoscere, che ho avuto modo di apprezzare, e questo libro, che si chiama Così per Sport, che dà l'idea appunto della leggerezza anche, gode la prefazione di Claudio Foscarini, che è stato un mitico allenatore del Cittadella in Serie B per 10 anni. Qualche altro nome di cui parla nel libro? Sì, ho raccontato di un'intervista un po' speciale con Francesco Guidolin, di un'altra intervista ad Alessandro Del Piero, dove non l'ho chiamato io ma mi ha chiamato lui, e poi una querela con l'ex campione europeo dei pesi massimi Paolone Vidoz e tante altre storie, insomma. Quindi sono storie comunque tutte sportive? Tutto sportivo, e le storie sono corredate, siccome si dice che lo sport dà anche, è la poesia della vita, corredate da un bel po' di poesie sempre in tema sportivo che ho scritto in questi anni. Quindi praticamente è il riassunto del lavoro di una vita. Sì, diciamo di sì, ecco, anche se mi piace di più dire che trattasi di racconti che ho scritto negli ultimi anni, non proprio dall'inizio, però sì, in pratica sono dei racconti che narrano un po' anche la mia vita in ambito sportivo. Si dice che i giornalisti sportivi siano dei privilegiati, perché è un bellissimo lavoro, però è comunque impegnativo. Guarda, io non mi sento un privilegiato, mi sento un malato di sport, perciò, e come diceva Ernst Happel, ogni giorno che passa senza calcio è un giorno perso. Allora, grazie Gabriele Zanchin, ricordiamo ancora il libro Così per Sport, se vuole inquadrarlo. Ok, lo si può trovare? Questo anche questo è una cosa particolare, perché ho sempre detto che il primo libro che scriveva lo do gratuitamente, il ricavato di eventuali offerte vanno tutti agli oratori, all'oratorio del mio paese, Castello di Goro. Grazie. Grazie a voi.